Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Dopo il recente pareggio a reti inviolate contro la Juventus, Antonio Conte può essere moderatamente soddisfatto, soprattutto per la compattezza difensiva mostrata dalla nostra squadra. Tuttavia, ci sono ancora aspetti da migliorare nel sistema di gioco, ma una cosa è certa: la difesa del Napoli sta diventando il nostro punto di forza, e il merito va anche ad Alessandro Buongiorno. Prima di proseguire, vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Buongiorno, che Antonio Conte ha fortemente voluto in estate, si è rivelato una pedina fondamentale per la nostra retroguardia. Da quando il difensore ex Torino è entrato stabilmente nella formazione titolare, il Napoli ha subito un solo gol, e solo su calcio di rigore. Conte aveva insistito molto sul suo arrivo, dicendogli più volte: "Ti voglio a Napoli", e ora sta raccogliendo i frutti di quella scelta. Il 4-3-3 o il possibile 4-2-3-1 con MC Tominay in posizione avanzata stanno ancora prendendo forma, ma la solidità difensiva è un'ottima base su cui costruire il resto. Buongiorno, con la sua capacità di leggere il gioco e la sua affidabilità, sta dimostrando di essere l'uomo giusto per guidare la nostra difesa. E voi, tifosi, siete soddisfatti dell'impatto di Buongiorno? Pensate che possa diventare uno dei leader di questa squadra? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!